Sono stati molti i ringraziamenti che ha fatto Don Guido nel giorno del suo ingresso nella parrocchia di San Bartolomeo di Serra, accogliendo l'invito del Vangelo del giorno di rendere grazie, perché siamo sempre debitori rispetto ai doni che abbiamo. Il primo al Signore per il dono della fede, senza la quale questo cammino non sarebbe mai iniziato. Il secondo al vescovo Alberto Tanasini, che ha scelto lui per servire questa parrocchia, permettendogli di aprire il proprio cuore ad una nuova comunità. Un ringraziamento anche a Don Stefano Mazzini, presente oggi come vicario, ma soprattutto guida e figura di riferimento nel suo percorso di fede. Gli ultimi ringraziamenti, su cui si è soffermato maggiormente, sono stati poi quelli ai suoi nuovi parrocchiani. Non leggo questo passaggio di vita sacerdotale per me come un peso che si aggiunge alle responsabilità e agli impegni che già ho, ma come un nuovo inizio che il Signore mi chiede, anzi che ci chiede. Un nuovo inizio che è un passo nuovo, un sentirsi sempre di più Chiesa, comunità, popolo in cammino. Anch'io ho un desiderio e un sogno che pongo nel cuore, che custodisco e che mi ha accompagnato in questa Eucaristia. È proprio che sia l'Eucaristia a custodirci uniti. Erano in molti i fedeli riunitisi sulle alture di Serra per accogliere il nuovo parroco, felici di iniziare un percorso insieme e con il desiderio di farlo sentire a casa. Tante cose ci aspettiamo dal nuovo parroco, cioè che ci aiuti nel cammino fraterno soprattutto, che ci insegni, sappia guidarci a essere uniti, a collaborare tra di noi, a collaborare con lui, ecco, una guida. Siamo una comunità che è sempre stata unita e credo che questa unità ci sarà ancora col nuovo parroco perché essendo giovane credo che avrà voglia di raffrontarci con noi e noi daremo, come abbiamo già detto, tutta la nostra disponibilità per migliorare questa sua attività parrocchiale.